Presso la sala Zeus del Museo Archeologico di Agrigento ha avuto luogo la cerimonia di consegna del premio Telamone, giunto alla sua 47esima edizione. È stato un appuntamento particolarmente atteso che ha celebrato il rapporto tra talento e merito, permettendo di conoscere dal vivo personalità di grande statura che con impegno e dedizione hanno tracciato percorsi di successo, rappresentando esempi di positività e specifico valore aggiunto per la Sicilia e per l'Italia. A ricevere il Telamone sono stati due cavalieri del lavoro, Giovanni Arena e Yolanda Riolo, il presidente della Banca Sicana, Giuseppe Di Forti, il questione di Trapani, Giuseppe Peritore, lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri e l'attrice Ester Pantano, la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo, il regista agrigentino Massimo Puglisi, l'urologo Francesco Curto, il vicepresidente della Confindustria della Romania Luca Militello. Dottor Paolo Cilona, 47esima edizione del premio Telamone, un premio che riscuote sempre tanti successi, che le dona sempre, lei e la sua giuria, a personalità di spicco del mondo siciliano. Sono eccellenze siciliane che hanno dato e danno alla terra nostra esempi sul piano del progresso, del lavoro e soprattutto nel senso di dire che la Sicilia è una terra che produce anche ricchezza e che può questa ricchezza essere esempio per le future generazioni. Questa sera che ci sono tantissime persone hanno avuto il piacere di vedere e di incontrarsi con queste 10 eccellenze che hanno dato tanto alla nostra terra di Sicilia. Un premio a cui ci lavora un anno e già si pensa al prossimo. Sicuro, noi già abbiamo concordato per la prossima edizione che avrà luogo il 29 di novembre del 2025, che è poi l'anno di Agrigento, città capitale della cultura. Possiamo dire che il premio Telamone è uno dei più ambiti e prestigiosi che si tiene nella nostra città. Sicuramente è un premio molto ambito, molto richiesto e soprattutto rispettato. Non è il solito premio, è il premio che dà risalto alla terra di Agrigento, a quella città che Pindaro definì la più bella tra le C'è un criterio particolare nella scelta dei nomi, Presidente? No, c'è soltanto che seguiamo tutti i personaggi siciliani nel corso dell'anno e sottolineiamo uno per uno quelli che sono le eccellenze e poi tutto il comitato troverà il punto d'incontro tra queste eccellenze. Per Capitale della Cultura 2025 avete in mente un premio un po' particolare, visto che siamo Capitale della Cultura? Avremo un tema specifico che è quello di dare maggiore risalto a quella che è la nostra radice, che è una radice molto antica di 2600 anni di storia.